Buongiorno a tutti. Oggi siamo nella caserma Trevisan di Montagnana, provincia di Padova. Questa caserma è ormai abbandonata da moltissimi anni e ha avuto un sacco di utilizzi secondari prima di essere destinata a una demolizione per costruzione di appartamenti. Sul retro c'è un grande ingresso e da qui si può entrare. La caserma è lunga all'incirca un 150-200 metri e ci sono circa 4-5 edifici. Adesso vedremo di riuscire a entrare in tutti, se aperti e quindi se possibile. Questa caserma è stata adibita dopo la dismissione militare a deposito del Genio Pontieri, deposito dell'ospedale, varie cose. Adesso finalmente, piuttosto che resti così nel degrado, è stato deciso di destinarla a terreno edificabile per costruire degli appartamenti. Però purtroppo vediamo che gli ingressi sono murati, almeno questo primo edificio ha gli ingressi murati. È stata fatta una sommaria pulizia e la recinzione è in buono stato, salvo quel pezzo lì che manca e appunto i due pannelli posteriori. Adesso vediamo in che stato versano gli altri edifici e se si può entrare. Nel primo abbiamo visto che non è possibile perché è stata murata la porta, murato l'ingresso. E qui è crollato parte del soffitto. E anche qui ci pare di non vedere ingressi, anzi qui forse ci imbatteremo in qualcuno perché vedo dei panni stesi, ma noi non daremo fastidio a nessuno, non ce ne frega niente, noi vogliamo soltanto capire cosa c'è qui dentro. Qui sicuramente ci vive qualcuno. Però qui dietro possiamo vedere che è stato murato l'ingresso anche qui. Però evidentemente da qualche parte c'è qualche ingresso non murato, perché se qualcuno ci vive e non credo che possa vivere in questo schifo. Adesso proviamo a vedere l'ultimo edificio e poi passeremo dietro a quello più grande, che dobbiamo ancora vedere, quello di destra, e quello di sinistra abbiamo visto che è chiuso. Ecco, questo è l'ingresso principale, questa è la porta principale, il cancello. Qui vediamo l'asfalto o quello che resta della strada asfaltata. Una specie di postazione.
dove si poteva appostare con le armi. E qui è chiuso, ed è tutto chiuso come avevamo visto. Come avevamo visto è tutto chiuso. Vabbè, purtroppo questa avventura è andata male. Tenente di fanteria Artemio Trevisan, medaglia d'argento al valor militare. Ecco a chi è intitolata questa caserma, o purtroppo direi a chi era intitolata. Morto in Tunisia nel 1943, quindi seconda guerra mondiale. Medaglia conferita alla memoria. Proviamo ad andare a vedere questa, visto che la visita sarà più breve del previsto purtroppo, perché vedo tutto murato. Proviamo ad andare a vedere qui cosa c'è, se si vede qualcosa. Qui ci sono dei sacchetti della spesa. Boh. Qui è chiuso. Eccolo lì. Non so che uccello sia, poco fa entrando è scappato un fagiano, pochi secondi prima delle riprese. E oggi è la giornata degli animali, perché questa è la prima base dove entro, ma è la terza che vado a vedere, e nelle altre ho visto parecchi animali selvatici. Ecco, l'unica cosa positiva delle basi abbandonate, caserme o polveriere o via dicendo, è che la natura se ne riappropria, ed è una cosa carina. Noi proviamo a vedere cosa c'è qui dietro. Ora io colgo l'occasione, visto che siamo qui, per chiedervi di mettere sia mi piace al mio video, sperando che vi sia effettivamente piaciuto, ma anche di diventare follower del mio canale, di seguirmi, che questa è una soddisfazione per me, aiuta il mio canale a crescere e i miei video ad essere visti di più. Paradossalmente mi rendo conto che ci sono dei video che guarda mio figlio piccolo dove degli ebeti mangiano la pizza con l'ananas e hanno 1,5 milioni di visualizzazioni. 1,5 milioni di visualizzazioni per uno che mangia la pizza con l'ananas. Io in tutto il mio canale ne ho 100.000 e non voglio certo ergermi come portatore di cultura, però ci vuole poco a portare più cultura di una pizza all'ananas. Bene, dopo questa divagazione ci dirigiamo verso l'uscita, perché purtroppo non mi aspettavo di riuscire a fare qualcosa di più. Mi aspettavo di riuscire a fare qualcosa di più, ma così non è stato. Tutti gli edifici sono murati, qualcuno ci vive ma non so come ci entri, perché è tutto chiuso e le porte in acciaio che avevo visto prima sono saldate. Lì a lato la gente cammina e quindi potrebbe vedermi e chiamare qualcuno pensando che sia uno sbandato, un tossico, non lo so, non si sa mai quello che può succedere. Io la visita l'ho finita, vi saluto da Montagnana, provincia di Padova, e vi auguro buona giornata.